c'è quindi errore al 3 e una disobbedienza al 4, però in questo momento Coscià ha salutato la giuria e si avvia verso l'uscita del campo. D'altra parte aveva già il primo posto in classifica provvisoria, continuare il percorso sarebbe stato assolutamente inutile. E adesso dobbiamo vedere in campo un cavaliere belga, mentre rivediamo a rallenti la difesa, il rifiuto di laser beam di fronte al numero 4, un ostacolo composto da un ponticello e da due barriere che lo sormontano. Cavaliere belga in campo, numero 42 di testiera, la LIC, Luc Liemans. La campana ha già suonato. Io ho due ospiti con me in postazione, un ospite che è già stato tante volte con me, che è Mario Palumbo, un collega con cui ci incontriamo a moltissimi concorsi ippici, e un ospite anche molto particolare. Si tratta di Don Luigino Furieri, il presidente, possiamo dire così, della comunità Lautari, una comunità che si sta preparando per l'accoglienza ai tossicodipendenti e che punterà probabilmente anche sul cavallo, sul binomio cavallo-cavaliere, per cercare di ridare il senso della vittoria, diceva prima Don Luigino, ai tossicodipendenti che si rivolgeranno a questa comunità. Perché proprio il cavallo? C'è un abbinamento nel quale lei crede in modo particolare, o è un po' anche una coincidenza? Inizialmente è anche una coincidenza, perché nell'equipe che ha dato vita a questa comunità ci sono delle persone appassionate di queste. Poi abbiamo ricevuto come donazione dei cavalli che stanno correndo. Oggi purtroppo non abbiamo avuto fortuna. Dovevamo andare in onda secondo i programmi che avevamo fatto con molta cura, dovevamo cominciare con Omar Bonomelli, che è il giovanissimo cavaliere che ha rappresentato qui la comunità Lautari, ma ha chiuso con un percorso dignitosissimo, ma con un tempo conclusivo abbastanza alto di 151,54 per errori agli ostacoli e per 14 secondi di penalizzazione per aver superato il tempo massimo. Mario, questo vento tra l'altro è anche una componente di nervosismo per i cavalli, no? Beh, indubbiamente sì, poi anche le bandiere, tutte le cose che si agitano possono spaventare i cavalli. Direi che non a caso in testa ci sono dei cavalieri stranieri. Scusa Mario, ti rubo il microfono. Proprio sull'ultimo ostacolo un errore per Luc Liemans, il cavaliere belga, che ha chiuso in 82,78 il tempo effettivamente in campo, mentre rivediamo una fase della sua gara. Questo è l'ostacolo numero 7 che abbiamo detto, uno del 82 in campo, più 7 secondi di penalizzazione per l'ultimo ostacolo, 89 secondi per lui. Il tempo da battere, lo ricordiamo, è quello di Thierry Coscià su Prince 11esimo, che ha chiuso la gara in 81,12 senza commettere errori. Adesso abbiamo in campo un cavaliere italiano, si tratta di Luca Carini, che monta Ilano. Trattandosi di un concorso internazionale, il cavaliere, tra il suono della campana e il salto e il passaggio attraverso le cellule fotoelettriche che danno inizio al tempo a 1 minuto. Se Ilano non si decide a partire, probabilmente il binomio sarà eliminato. Adesso pare che abbia deciso di avviarsi. Dicevamo, Don Luigino, in qualche modo però una fiducia nel cavallo. Questo rapporto tra cavallo e cavaliere, o il senso dell'agonismo è quello che vi spinge? No, non è assolutamente il senso dell'agonismo, perché la parola agonismo è un po' problematica, diciamo, ecco. Il discorso proprio del cavallo e cavaliere che puntano alla vittoria. Ecco, noi vorremmo effettivamente aiutare. Chiedo scusa a Don Luigino, ma Luca Carini ha deciso di abbandonare la gara, ha saltato il numero 9.
eravamo convinti che avesse deciso ma ha semplicemente fatto un errore di percorso, perché in genere i cavalieri quando decidono di abbandonare saltano un ostacolo diverso da quello previsto per poi abbandonare il campo. Evidentemente invece Luca Carini si era dimenticato una parte del percorso, dopo l'ostacolo numero 5 doveva saltare il 6 e il 7 per poi affrontare la riviera, e poi addirittura che li abbiamo visto affrontare per uscire dal campo ne ha saltati 3 e quindi automatica eliminazione dalla gara. Cavaliere svizzero di nuovo in campo Pascal Saracen che monta Rain dell'Espoir. Cavaliere svizzero, dicevamo, Pascal Saracen, la campana ha suonato, gli occhi del pubblico appassionato di equitazione, degli esperti sono ormai già tutti focalizzati su Piazza di Siena. Quest'anno inconsuetamente il derby dei Ciri a Sanremo immediatamente prima di Piazza di Siena, errore al 2, anche un altro ostacolo, questo verticale di tavole e barriere che ha creato problemi. Di nuovo errore al 3, largo rustico. C'è da dire che, come prima sottolineava il generale Alzais, presidente della giuria, questo vento sballa un po' tutte le valutazioni sulle prestazioni, perché errore anche al 6, perché indubbiamente la situazione in campo è diversa a seconda di quello che accade con gli elementi atmosferici. Nei momenti in cui ci sono queste folate di vento così potenti, sicuramente il nervosismo del cavallo aumenta, e aumenta notevolmente, quindi chiaramente le prestazioni di cavallo e cavaliere in condizioni così diverse fra un percorso e l'altro non possono essere paragonate. Errore anche all'uscita di questa combinazione in cresta, composta da 2 ostacoli di barriere orizzontali e diagonali. Siamo ritornati in campo. Dalla regia mi dicono che dobbiamo concludere con appena finiscono i concorrenti in campo. Abbiamo ancora 4 concorrenti da seguire, 28 secondi di penalità per il cavaliere svizzero Pascal Saracen, mentre deve entrare in campo una mazzone italiana, Consuelo Palmerini con un precedente cavallo Nervà, era un cavallo che avevamo visto già anche montato da Michel Robert a Verona anni fa, aveva dovuto ritirarsi, adesso è in campo con Davidoff. Mario mi suggerisce qualcosa su questo cavallo. Sì, questo cavallo lo monta Jean-Claude Wangenberg, che ha vinto il Gran Premio Roma a Piazza di Siena. Lui l'ha montato anche la settimana scorsa a Cervia, piazzandosi secondo nella categoria importante. E adesso lo vedete montato qui a Sanremo da Consuelo Palmerini. E Consuelo, dicevi? Il Consuelo è allieva di Jean-Claude Wangenberg, adesso monta in Belgio, intanto torna in Italia. Avete visto errore al numero 6 e anche al numero 7. Ricordiamo che gli errori vengono valutati, penalizzati con secondi che si aggiungono. Avete visto una difesa piuttosto radicale di Davidoff alla riviera. Adesso si deve rimontare l'ostacolo, si ferma il tempo, rivediamo a rallenti questo rifiuto drastico. Come spieghi questo rifiuto? Ma ha chiesto un tempo in più? Sì, ma poi anche gli ostacoli d'acqua sono sempre problematici per alcuni cavalli, il vento, i fiori, le bandiere, insomma il cavallo non è molto tranquillo quando entra in campo. Tu pensi che siano problematici per i cavalli o qualche volta sono problematici per i cavalieri? Beh, visto il percorso dei Carini sono problematici anche per i cavalieri, in questo caso direi che è proprio l'acqua che spaventa questo cavallo. Mentre anche il movimento dell'acqua determinato dal vento.
beh sì, l'acqua riflette, loro vedono una cosa che luccica e si spaventano. I cavalli sono animali imprevedibili. Avete visto il secondo rifiuto, ricordiamo che il terzo rifiuto il binomio verrebbe immancabilmente eliminato, infatti avete visto che Davidoff ha deciso che non vuole assolutamente continuare questa gara e quindi eliminati Consuelo Parmenini e Davidoff, mentre rivediamo la registrazione di questa determinazione, assoluta determinazione equina. Questo potrebbe essere un segnale però anche per la sua attitudine, no Luigino? Sì, sì, potrebbe essere certamente un segnale. Difatti prima si parlava di questo binomio che deve essere in accordo, cioè la vittoria viene raggiunta quando i due, cavallo e cavaliere, veramente vanno d'accordo, sono in sintonia, e tutto il lavoro sarà quello di creare veramente una sintonia tra il ragazzo, tra i ragazzi che entrano in comunità e gli educatori che dovrebbero lavorare insieme per far emergere la voglia di vivere che questi ragazzi portano con sé, ma che diventa tante volte rabbia e invece voglia di morte. Noi tenteremo di fare il tutto e per tutto, certamente. Ciò che ci anima anche poi è il discorso di dare ad una comunità un'impronta di imprenditorialità e quindi di creare delle comunità che diventino autonome sotto tutti i punti di vista. Questa sarà certamente un'impresa molto, molto grossa e noi siamo fiduciosi di poter riuscire con l'equipe che si impegna e che si sta Scusi Don Luigino, le rubo il microfono di nuovo, c'è stato un rifiuto ancora una volta sul numero 4 che segue l'ostacolo probabilmente più errorato del concorso, e di nuovo un rifiuto anche sul numero 6, Irene Moroni, che è in campo in questo momento con Glendale, è l'ultimo binomio previsto dall'ordine di partenza della gara. Irene Moroni decide di insistere, il terzo rifiuto, come abbiamo detto poco fa, comporterebbe l'eliminazione, infatti Irene Moroni viene anche lei eliminata E così vengono classificati solo per